È aperta la caccia ai cinghiali in Veneto per contrastare la diffusione della peste suina. Questa è la motivazione alla base del nuovo provvedimento con il quale la Giunta Zaia ha approvato il piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della malattia. Il provvedimento appunto include anche una corposa serie di azioni per il contenimento degli ungulati, quindi dei cinghiali che naturalmente possono essere potenziali vettori del virus, ma in Veneto sono anche rappresentano un grande avversario e una paura per gli agricoltori, che quindi esultano e dicono: accolte le nostre richieste di intervento, sostanzialmente ora sarà permesso l'abbattimento dei cinghiali che devastano le colture. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 23 giugno 2022. La prima notizia del giorno riguarda la peste suina e una delibera regionale con la quale sono stati allargati i perimetri della possibilità di abbattimento dei cinghiali. In Veneto ora i titolari dei fondi e i loro delegati potranno sparare agli animali. C'è un dato sulle pagine del Gazzettino di oggi: fra il 2017 e il 2021 i danni sono aumentati del 40%, anche se guardando la mappa della diffusione in Italia, dove ci sono 2,3 milioni di esemplari, ebbene quasi tutte le province del Veneto vedono una presenza localizzata dei cinghiali, tranne Verona, dove la presenza è sporadica, e Rovigo, dove la specie risulta assente. In molte aree del paese invece è diffusa la presenza dei cinghiali. Nonostante sono 3.932 km² su cui si estendono le superfici comunali interessate dai danni nel 2021, danni da cinghiali. Nel 2017 erano 3.028, 26.081 i cinghiali abbattuti negli ultimi 5 anni, quando la caccia era ammessa in deroga solo in provincia di Verona, fra Lessinia e Montebaldo. Adesso i soggetti titolati all'intervento, quindi parliamo di cacciatori assicurati, autorizzati e formati, residenti dotati di chiusini, agenti di polizia provinciale e, fuori dai siti tutelati, anche le guardie venatorie, forestali e comunali, ma soprattutto appunto i proprietari e i conduttori dei fondi o i loro delegati, cioè operatori con licenza per l'attività venatoria, assicurazione e formazione. I metodi di cattura e o uccisione sono 5: i chiusini, cioè i recinti dotati di esche alimentari e chiusura a scatto, l'abbattimento diretto in punti fissi anche da altane e mobili sotto il coordinamento della vigilanza venatoria, abbattimento individuale da appostamento e in forma vagante con arma da fuoco, abbattimento individuale da appostamento e in forma vagante con l'arco, avete sentito bene, ripeto, con l'arco, abbattimento in modalità collettiva con la tecnica della girata e quindi con l'impiego di cani e fucili. Questo quanto previsto dal provvedimento, che è il risultato di una proposta congiunta dell'assessore Manuela Lanzarin con la competenza in materia di sanità e il collega, l'assessore Cristiano Corazzari, delegato alla caccia. Questo perché appunto si parla di una caccia ai cinghiali che dovrebbe servire per contenere la peste suina. Voltiamo pagina. A Venezia oggi la protesta in piazza. La rete degli studenti medi, l'Unione degli Universitari e tantissime associazioni e realtà che stanno aderendo alla manifestazione regionale per chiedere le dimissioni dell'assessora regionale Elena Donazzan, l'assessora al lavoro, l'istruzione e le pari opportunità, alla quale vengono chieste dimissioni immediate a seguito delle dichiarazioni transfobiche e inaccettabili rilasciate a giornali e radio negli ultimi giorni. Questo si legge sui quotidiani del gruppo Gedi, che ricordano l'appuntamento di oggi alle 18
a Venezia. L'ultimo episodio relativo alle vergognose dichiarazioni dell'assessore Donazzan riguardo al suicidio di Chloe Bianco, dice Marco Nimis, coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto, è solo l'apice di una serie di prese di posizione che con la nostra idea di istituzioni, democrazia e scuola hanno ben poco a che fare. Vogliamo dire che in Veneto non c'è spazio per chi canta faccetta nera in radio o per chi davanti a un suicidio non si interroga minimamente sulle responsabilità della politica rispetto a quello che è un problema di affermazione della propria identità nella società, e anzi continua a negare l'identità di Chloe riferendosi a lei come a un prof travestito. L'assessore Donazzan non ha solo dimostrato più volte la sua incompetenza, ma si è più volte definita affine a contesti antidemocratici. Queste le parole della rete degli studenti medi del Veneto. Appuntamento in piazza oggi alle 18 a Venezia per la mobilitazione che chiede le dimissioni dell'assessora Donazzan al lavoro, alle pari opportunità e all'istruzione. Ci spostiamo ora a Vicenza, dove è stata imbrattata la sede della CGIL, del sindacato confederale. Blitz degli antivaccino, imbrattata la sede della CGIL a Vicenza, questo è il titolo, scelgono i quotidiani del gruppo Gedi. C'è la foto della scritta comparsa sulla porta della sede della CGIL a Vicenza, il simbolo, il principale movimento Novax, la W cerchiata, con sotto la scritta sindacati nazisti. Il fatto è avvenuto nella notte di martedì, quando ignoti hanno imbrattato gli ingressi della CGIL di Vicenza e la sede del CAF CGIL. Lo ha reso noto il segretario generale della CGIL di Vicenza, Giampaolo Zanni. La nostra sede provinciale è stata oggetto di attacco con scritte sulla porta d'ingresso, ma non passeranno. Le riteniamo intimidazioni inaccettabili e antidemocratiche, dice Zanni, e non fermeranno certo la nostra attività, la nostra azione, la nostra lotta per la giustizia sociale, la pace e per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. La solidarietà alla CGIL arriva da parte del Partito Democratico con il segretario regionale Andrea Martella e il capogruppo in Consiglio regionale Giacomo Possamai, ma anche dal ministro 5 Stelle D'Incà. Un attacco ignobile, dice il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, è un attacco da condannare che sicuramente non fermerà il lavoro dei sindacati. Alcune persone continuano a confondere la manifestazione delle proprie idee con atti vandalici. E a proposito di Movimento 5 Stelle, notizia di queste ore è il grande caos che si è aperto, si è scatenato dopo la decisione di Luigi Di Maio di abbandonare il movimento. Una svolta nazionale che però ha tutta una serie di effetti anche a nord-est, e proprio a questi il Gazzettino dedica un articolo firmato da Angela Pederiva, e il titolo è veramente qualcosa che non ci saremmo aspettati. Brugnaro apre a Di Maio e parla di una scelta coraggiosa. Il leader Fucsi applaude al nuovo gruppo, Luigi riconosce il ruolo di noi sindaci. Fra gli eletti in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, solo Fantinati lascia il Movimento 5 Stelle dicendo non è più casa mia. Ma è interessante appunto la presa di posizione di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, che in modo forse inaspettato appunto apre a Luigi Di Maio. Chi l'avrebbe mai detto, scrive Angela Pederiva, e c'è una possibile lettura, perché Coraggio Italia, il partito di Brugnaro e Toti, presidente della regione Liguria, è sceso alla Camera a 18 componenti. Quindi perde pezzi in Parlamento il progetto politico di Brugnaro. Un eventuale accordo con Luigi Di Maio naturalmente darebbe spazio al grande centro, e Brugnaro dice ci accomuna il sostegno a Draghi e la propensione a respingere il partito dei no, quale è diventato il Movimento 5 Stelle. Quindi se questa nuova formazione si concentrerà su progetti immediatamente realizzabili, ponendosi come il partito del sì, ci troverà al suo fianco. Insomma, un'apertura vera e propria, concreta, quella di Brugnaro nei confronti di Di Maio. Vedremo dove andrà, dove si indirizzerà questo nuovo percorso e progetto politico. Nel frattempo 6 associazioni ucraine presenti nel territorio della regione del Veneto chiedono
al presidente della giunta regionale Luca Zaia sostegno e aiuto per chi ha accolto i profughi, sostenere le famiglie venete che con grande generosità hanno accolto in questi mesi nelle proprie case le persone ucraine in fuga dalla guerra. Questa è la richiesta rivolta appunto a Zaia dalle associazioni Amvono e Migranti, ODV, Roscolana, La Rondine, Associazione Ucraina Insieme, Comunità Ucraina di Vicenza e Malve di Ucraina. Un appello condiviso anche da CISL e dal Forum Terzo Settore del Veneto. I promotori propongono che una parte dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione attivata dalla Regione, che finora sono stati dedicati ai profughi, possa essere utilizzata anche a contributo economico per chi si è fatto carico di tutte le spese dell'ospitalità. Ad oggi sono 10.000, di cui circa 4.000 minori, le persone che hanno trovato accoglienza in Veneto scappando dalla guerra, dal conflitto in Ucraina. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.